Giallo senza morti e senza feriti, ma quello che si consuma a Sossana in una mattina come tante è un giallo perché è difficile avere conferme ufficiali. I carabinieri restano abbottonati, ma sono loro a intervenire nell'abitazione, forse per una presunta lite tra anziani coniugi. Sto aspettando un confronto con le forze dell'ordine per gli approfondimenti. Da quel che so mi risulta che sia una vicenda familiare che ha avuto un'escalation dai toni piuttosto accesi. Si parla anche di un'esplosione di un colpo d'arma da fuoco, però non ho riscontri ufficiali. Anche il sindaco di Sossano ha passato la giornata a provare a ricostruire quanto avvenuto. Dai primi accertamenti pare che siano stati esplosi 2 colpi di pistola. Indagini in corso per ricostruire le dinamiche dell'episodio. Certamente non ci sono stati feriti e non è escluso che i colpi siano partiti inavvertitamente da una pistola detenuta regolarmente. Forse addirittura diverso tempo dopo in modo scollegato dalla presunta lite. Sicuramente non mi risulta nessun ferimento e credo e spero che la vicenda appunto si sia chiusa qua. Tra le ipotesi, le chiacchiere, i sentito dire, è difficile fare chiarezza. I carabinieri riferiscono solo che è tutto sotto controllo, di più non si può sapere al momento. Sarà nei prossimi giorni che faremo i dovuti approfondimenti anche come istituzioni.